Il cittadino, come dicevano, deve subito chiamare sostanzialmente il 118, però contemporaneamente mettersi in sicurezza lui e cercare di capire se la persona incidentata è lucida o non è lucida. Come fare? Beh, intanto per capire se respira, avvicinare l'orecchio al naso e capire se respira, se la persona non parla, cioè è, diciamo, in uno stato di incoscienza. E poi ovviamente, se è il caso, creare una rete di protezione, magari utilizzando il proprio mezzo, in modo tale da garantire poi il mezzo di soccorso e i vigili del fuoco che intervengono dopo. State sperimentando anche la videochiamata per aiutare i soccorsi? Sì, noi abbiamo sia la videochiamata e abbiamo inserito nei giubbotti dei colleghi del pronto soccorso una videocamera in modo tale che si può già analizzare lo stato della persona incidentata direttamente collegandosi con uno specialista dell'ospedale, quindi preparando anche la sala operatoria o il pronto soccorso per intervenire in un secondo momento.